Sono salite a 32 le persone sotto osservazione e 10 i cani isolati dopo il caso di rabbia canina scoppiato pochi giorni fa a Vittorio Veneto. Uomini e donne entrate in contatto con la padrona di questo meticcio importato dal Marocco senza seguire le procedure che ieri è deceduto. Animale che sarebbe entrato in contatto con 10 esemplari ora nella struttura di Ponzano dove rimarranno per 60 giorni. L'episodio sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante una passeggiata con tutti i cani coinvolti al guinzaglio di un dog sitter lungo questo parchetto dietro al brolo del monastero di San Giacomo di Veglia. Un caso che ha portato apprensione in città, testimoniata dalla serie di telefonate arrivate sia al servizio di igiene e sanità pubblica che al servizio veterinario per avere informazioni. Preoccupato per questa cosa della rabbia? Sì, perché ci sono tanti cani, quindi c'è un pericolo, e soprattutto al mio quartiere, San Giacomo. Adesso bisogna vedere se riusciamo a vaccinarli tutti, ce n'è vaccini a sufficienza, perché adesso il mio è piccolino, oggi è sabato, domenica, qui è abbastanza impegnativa questa cosa. Poi c'è chi seguendo le regole si sente tranquilla. Io e il mio cane l'ho vaccinato, quindi sono tranquilla per questo. Ho sentito sì che c'era questo caso, però non ho letto, non ho approfondito, quindi non so più di tanto. Però insomma se i cani vengono vaccinati non ci sono preoccupazioni. È chiaro che non tutti li vaccinano. Il comune calcola che oltre 4.000 cani dovranno essere vaccinati, ovviamente a spese dei loro padroni. Quindi questa campagna vaccinale è a carico dei proprietari degli animali, i quali hanno 2 settimane, 15 giorni, per contattare il proprio medico veterinario e concordare con lui un appuntamento per poi proseguire per il vaccino. Stessa cosa invece deve contattare il veterinario chi ha un gatto proprio. Sì, esatto, l'ordinanza è riferita sia ai cani che ai gatti o anche ai furetti magari, e devono appunto anche i gatti fare seguire questa profilassi. Mentre si calcola in poco meno di 1 migliaio i gatti delle colonie che invece verranno vaccinati dal servizio veterinario dell'USL. Ed è proprio sui felini di proprietà che il sindaco chiede buon senso in quanto sprovvisti di microchip e quindi non tracciabili.